Ok, partiamo subito. Io mi sono posizionato qui a sinistra e a destra di questa montagnetta. Questo qui che vedete a sinistra è il mio primario e questo è il mio secondario, che utilizzerò per accerchiare il marchino che si è piazzato lì nel boschetto. Mi dà dello scorretto a me e poi usa tattiche da camperone, quindi del bue che dà del cornuto all'asino. Grazie. Quindi con entrambi i eserciti avanzerò e con uno cercherò un pochettino di chiuderlo perché Madonna, Fioi. perché è l'unica cosa che posso fare. Sì. Perché il Marchino non credo che si muoverà essendo svantaggiato a livello di truppe, perché lui comunque nel secondo esercito ha degli Ashigaru, mentre invece c'è dei samurai, c'è un po' più di numero di truppe di lui. Sì, tu ne hai di più, però io chiaramente ho il bosco, quindi... Quindi comunque la situazione è abbastanza pari, nel senso, sommato Non tutto. è vero, è vero. Per cui vediamo chi vinca il migliore. Raga, sono un po' teso, parlerò pochissimo perché capire tutte queste unità io non sono portato per andare con 30.000 unità. Quindi, cioè, vabbè, speriamo bene, cazzo. Ma sì, vedrai che andrà tutto bene, Marchino, alla fine te la sei sempre cavata. Adesso io comunque sto cominciando ad avanzare per cercare di Allora, cerchiarlo. mi sento accerchiato, Fiori, mamma mia. Appunto. Oddio. Ah, ora l'unica cosa che posso fare, Marchino, Oddio. che te devo dire? Che faccio quello che è il mio potere per cercare di farti il culo. La tensione sale. Eh sì, è il momento cruciale della campagna. Da qui deriva l'esito complessivo al di là delle province possedute. Tra l'altro oggi è il mio compleanno, quindi cosa meglio. Eh sì, un augurio, veramente ho fatto già gli auguri al Piada, tanti auguri, caro Piada. Ti ringrazio Martino, comunque cosa c'è mai di meglio per festeggiare il mio compleanno con un bel battaglione col comandone. Ho fatto anche rima, tra l'altro. Comunque ora senza tante storie, non devo niente, concentriamoci sul nostro battaglione. Comunque non sarà semplice semplice cercare di sbaragliarti, eh. Chiaramente avendo il bosco devi tentare l'impresa a livello di terreno. Io come uomini che ne ho di meno e tu come terreno. Chi dei due è più bravo a sfruttare la cosa a favore vince fondamentalmente. Sei più bravo te a sfruttare il numero, vinci te e la bravura. Se sono più bravo io a sfruttare il bosco, vinco io. Quindi è molto facile. Tra l'altro mi tocca anche avanzare piano in pianino perché tu, avendo anche il bosco della tua, hai tutte le truppe nascoste, non so dove le hai piazzate tu. È chiaro? Qui il Marchino ha dato sfoggio di una gran strategia, il Marchino stratega, cavoli. Sì, il marchino deficit che il marchino stratega. Vabbè, raga, qua. Ma dove cavolo sono le truppe, porca boia? Cioè, dove ti sei infilate? Le sei raggruppate tutte là, porca boia? Te le trovo neanche perché? Ah, ma carichi tu? Fine. Beh, non ho tante alternative, nel senso. Ah, sì, sì, no, no, ma fai bene, mica di niente. Tu comunque hai gli arcieri di là, io ho una tattica un attimo diversa, quindi La classica tattica commediale. la tento così. Allora, Ah, ma è tutta la cavalleria poi qua, porca boia. Mi stai facendo tutto il giro attorno. Aspetta che vengo a rinforzare anch'io di qua con le mie, no? Mi si radichi subito tutto il fianco. oh merda. Scusate se stiamo un po' zitti, ma qui adesso siamo proprio nel vivo dello scontro. Adesso i nostri secondi eserciti si stanno affrontando, adesso non so se lo sta rinforzando anche un poco prima. Mamma mia, raga, veramente è durissima. Sì, sì, è davvero un gran casino qua star dietro a tutta sta gente. Fai fatica a selezionare addirittura le truppe. Mamma mia, mamma mia. Sì, sì, è un bordello della miseria. Gestire due eserciti non è facile per niente, guarda. Che casino, che casino, che casino. La 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 la. Comunque qua c'è il mio fianco sinistro del secondo esercito che sta cominciando un po'
a buscarle, perché mi sa che te hai fatto il furbino, li hai rinforzati dall'altro esercito. Ci hai fatto il furbino, poi hai fatto bene. Tanto mi metto avanti con quell'altro. Dio santo. L'è dura. L'è molto dura. Mi stanno lampeggiando un sacco di unità, va bene che il fianco destro mio è abbastanza forte lì. Però comunque mi sto buscando qui nel secondo esercito, la partita è ancora tutta da giocare, insomma, non è... si fa fatica addirittura a selezionare le truppe, so che selezionare manualmente una per una, Sì. palle. Ci capisco più un cazzo. Oddio. Ah, siamo in due. Sembra che il mio secondo esercito cominciando a Merda. prendere sopravvento. Che du... vabbè. Ha inculato male Goldon. Tranquillo, Marchino, su, mocco. Cosa è successo? Mamma mia che battaglia. Ce la Fatica. stiamo giocando bene però. No, sicuramente. Ancora tutto da dire. Non è ancora niente di certo. Però è fatica gestire così tante truppe una volta. Cioè, mamma mia, che bordello. Si diventa molto dura per me. Qui ancora resistono le truppe. Mamma mia. Mamma mia, sono tenaci dure. Sto subendo un sacco di perdite io, mamma mia. Però anch'io sono ridotto male. È andata. Dalla parte sinistra me la sono giocata bene, infatti. Siamo tutti e due ridotti di merda, ma dalla parte di qua invece era durissima. Era veramente durissima. Beh, perché comunque un po' di truppe le mandate poi a rinforzare il secondo esercito, perché da solo sennò avrebbe fatto veramente fatica a tenere testa ai samurai. Puttana. Raga, ho fatto il possibile, ma il Piara è stato bravo ed è riuscito a portare a casa la partita. Beh, anche te ti sei difeso bene, poi alla fine. Più di così, sinceramente, non riesco a fare. Beh, hai fatto anche veramente tanto, cioè, alla fine è un casino tenere a testa tutte queste truppe, cioè, siamo abituati né io né te, poi soprattutto te con le truppe della campagna fai un po' più fatica, non essendo tanto abituato. Sì, ho dato di fare il possibile, però d'altronde è stato bravo perché comunque avevi il svantaggio delle cose, però mi hai cerchiato bene e mi sono trovato unità veramente anche sul buco del culo. Beh, anche perché ne aveva un pochettino di più di te, alla fine, siamo sinceri. Bella. Madonna. Grande Piada, un applauso al Piada. Grande caro. Beh, un applauso anche al commendatore, te la sei cavata egregiamente. Allora ragazzi, mi dà vittoria di Pirro, ovvero vittoria del cazzo, per cui questo attesta che comunque è stata una battaglia veramente equilibrata, dai, Marchino si è fatto valere, Sì, se la siamo giocata bene. ha usato denti, artigli, tutto, anche tutto quanto. Per cui, Ho tentato in tutti i modi, vecchio. vabbè, comunque tu avevamo, le carte in tavola erano abbastanza pari a mio avviso, nel senso che sì, io avevo molte più truppe, cioè avevo un po' più di truppe di te, un po' più messe bene nel No, secondo. erano più forti più che altro, onestamente, Sì, rivedendo sì, la cosa, erano erano più più forti. forti. Purtroppo avevo tante Shigaru mongoli.
Però dalla parte tua c'era comunque il vantaggio della discesa, del boschetto, Sì, eccetera. certo, certo, Cioè io certo, praticamente gli arcieri non li ho utilizzati, a certo. parte un po' contro il tuo generale, perché è l'unica cosa che potevo fare, perché se mi mettevo a schermagliare contro i tuoi Sì, arcieri, sì, non servivano un cazzo. sì, li cacciavo via proprio Certo. nel bidone. Per cui direi che comunque è stata una bella battaglia. Tutto sommato è stata bella equilibrata Sì, sì, a livello sono molto di... soddisfatto. poi Marchino si è fatto veramente valere, guarda, sono veramente orgoglioso del Marchino. Ed eccoci qua ragazzi per fare i saluti finali, diciamo, dai un po' il resoconto di quello che è stata questa avventura insieme. Adesso mi trovo qui nella facciata principale Sì. perché Steam ogni tanto gli prendono sti tiramenti di culo che non ti fa vedere le liste delle cose ostate, per cui Marchino non riusciva a vedere la mia campagna, Purtroppo sì. per cui ce la pigliamo in culo. Comunque Stima rincoglionito, lo sappiamo. adesso comunque è bello come sfondo in ogni Comunque, caso, quindi e ci azzecca comunque. ascolta Piada, io però adesso ci tengo, io sinceramente, visto che la campagna ormai è finita e tutto, è stata una cosa bellissima, visto che hai vinto e tutto quanto, ti voglio dedicare una cosa per dimostrarti tutto il mio affetto e tutta la mia stima per la grande battaglia che hai fatto. I'm the champion, my friend. No, no, we, na, 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 Juvier, pa, 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 pa. Grande Piada, il numero uno di Shogun. Sei un fenomeno. Adesso basta che sennò ti gasi troppo. No, Ok, mi basta. vengono mi vengono le lacrimucce. No, comunque davvero, a parte gli scherzi, è stato veramente una bella, cioè, un bel percorso fatto insieme a Marchino, che comunque ma veramente, ho visto veramente una bella campagna fatta da parte sua. Comunque voi sapete che io bene o male un pochettino di Sì, sì, campagna me ne intendo, per cui lui, non avendo mai neanche giocato, perché vi assicuro che non ha mai giocato la campagna di Shogun 2, e se eh. l'è cavata veramente, veramente egregiamente. Poi soprattutto nella battaglia finale, guarda, Comunque guarda, Piada, sì. vecchio mio, dai, visto che comunque hai vinto e sei, cioè, e comunque meriti il saluto finale, voglio fare un saluto veloce io per poi lasciare a te l'onore del saluto finale. Ragazzi, per me è stata una campagna bellissima, è stato un onore giocare col Piada, ho imparato anche molto dai suoi trucchetti nella campagna, perché come ha detto lui purtroppo io ho giocato niente, ho giocato le campagne solo di Empire e Napoleon, mai di Shogun. E niente ragazzi, quasi un po' mi dispiace, ecco, che è finito tutto. Sento cioè, proprio tristezza perché infatti spero di fare col Piada la campagna di Fall of the Samurai perché sinceramente mi ha entusiasmato molto e poi stare col Piada è sempre una cosa meravigliosa, cioè una persona splendida. Ragazzi, vi saluto, un abbraccio dal Comendone. Ciao! Invece io concludo dicendo che innanzitutto l'onore è mio perché comunque io voglio, cioè tutto quello che faccio con Marchino, dalle dalle chiacchiere più futili a quelle un pochettino un po' più serie, sono sempre tempo speso bene, ci sto veramente bene perché abbiamo molta affinità a livello di pensiero, a livello di gusti, in giochi, e in modalità di pensiero, quindi io veramente sono stato molto contento di aver fatto questa avventura con Marchino, senz'altro ci sarà un seguito con il nuovo Shogun, cazzo saremmo dei coglioni a non farlo, e poi spero anche di altri progetti, insomma, di altri giochi, di altre cose. Tanto io e lui abbiamo la garanzia che ci siamo sempre, quindi non abbiamo problemi a cominciare qualcosa insieme. Quindi concludo dicendo che mi sono veramente tanto divertito e che secondo me è stata una cosa ben riuscita a livello tecnico e a livello di divertimento. Cioè, penso che vi abbiamo trasmesso E tutto, umano. sì, umano, divertimento, tutto, vi abbiamo trasmesso quello che noi proviamo sia tra me e lui, che non siamo culatoni, però comunque sta nascendo una profonda amicizia, e quello che è comunque il divertimento, perché si vede che cioè, noi comunque come principio stiamo giocando, quindi nel gioco ci si deve divertire alla fine, quindi non ci sono cazzi. Questa è la morale di tutto quello che abbiamo fatto. Per cui vi ringraziamo per averci seguito, perché alla fine poi sono i vostri pareri, la vostra partecipazione che ci ha motivato ad arrivare dove siamo arrivati. Per cui un profondo grazie a tutti voi che ci seguite.
Quindi ci vediamo nel prossimo progetto che faremo insieme io e il Comandone Veneziano. Quindi un grande saluto dalla Piedina Romagnolo.